Un'altra vittima di overdose da eroina, la quarta in poche settimane tra Venezia e la provincia lagunare. Si tratta di una veneziana di 36 anni, rinvenuta senza vita in un appartamento vicino alla stazione di Santa Lucia. A chiamare i soccorsi due quarantenni che avevano trascorso la serata con la giovane. C'è un elemento su cui stanno indagando gli agenti della sezione volanti della Questura di Venezia, un ritardo nella chiamata dei soccorsi. La 36enne infatti, quando sono intervenuti i sanitari del 118, era morta da 12 ore. Al momento non ci sono indagati, ma i due amici sono stati sentiti dagli inquirenti. È il quarto caso di morte per overdose di eroina, si diceva, e questo fa pensare che sia in giro di nuovo la micidiale eroina gialla che nel 2018 aveva causato una dozzina di morti, sostanza spacciata soprattutto dall'organizzazione di nigeriani smantellata nel blitz del quadrilatero della droga di via San Michele a Mestre. Spaccio che avrebbe occupato ora nuove piazze a Marghera, da cui partono anche rifornimenti destinati al capoluogo friulano, come testimoniato da una recente operazione dei carabinieri di Udine.